Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.500 e sui nostri canali social. A Treviso sono molti gli eventi culturali e musicali, ma uno degli eventi più amati è il Treviso Suona Jazz Festival. Il festival che ormai da 5 anni porta la musica di qualità nei luoghi più belli e più caratteristici della città. In studio con noi oggi c'è il direttore artistico del festival, Nicola Bortolanza. Ciao Nicola. Ciao, grazie per l'invito. Ecco Nicola, siamo ormai giunti alla 5ª edizione di questa rassegna. Ti saresti mai aspettato di arrivare fin qui? Ci speravo, ma non lo davo per scontato, perché non è semplice organizzare un jazz festival, soprattutto siamo partiti da zero, prima non c'era un jazz festival, quindi sono molto felice di essere arrivato alla 5ª edizione, ma non l'ho mai dato così per scontato, ecco. Il festival è nato nel 2015 grazie all'Associazione Urbano Contemporaneo, della quale tu sei presidente. Sì. In collaborazione anche con il Comune di Treviso. Ecco, com'è nata l'idea di creare questo festival? L'idea era, alla base del festival c'è sempre stata la volontà di coinvolgere le piazze, diciamo, e parallelamente alla musica nelle piazze di coinvolgere anche i luoghi di particolare interesse storico, architettonico della nostra città, quindi anche per cercare di contribuire a valorizzare il nostro patrimonio storico e architettonico, e quindi di abbinare la musica all'arte e all'architettura. Questa volontà iniziale di coinvolgere i luoghi al chiuso e le piazze poi nel corso degli anni ha avuto uno sviluppo sempre più si è sviluppata sempre di più, e quest'anno devo dire con la 5ª edizione siamo riusciti a coinvolgere molto di più rispetto agli anni scorsi i luoghi all'aperto del centro storico. Ecco, la rassegna dura una settimana, quest'anno parte il 17 maggio e si conclude il 26 maggio. Sì. Coinvolge palazzi, chiese, teatri e anche locali. Sì, noi partiremo il 17 di maggio. Il 17 e il 18 di maggio ci saranno, questa è una novità rispetto alle precedenti edizioni, ci saranno 2 marching band, quindi degli eventi per le vie del centro e anche in alcune piazze con queste marching band che si esibiranno il 17, venerdì 17 maggio e sabato 18 maggio nel corso del tardo pomeriggio. Questo appunto per coinvolgere i luoghi all'aperto, ma non solo i luoghi più centrali del centro storico, ma anche i luoghi un po' più perimetrali. E poi proseguiremo il weekend, la settimana successiva con il coinvolgimento dei plateatici, quindi avremo, vado a memoria, una ventina di locali che ospiteranno in vari orari, in varie giornate questi gruppi del territorio, perché la musica appunto all'aperto è affidata sostanzialmente a gruppi del territorio, e poi avremo degli spettacoli al chiuso con la formula che già abbiamo preso dagli anni scorsi, che è quella di coinvolgere gli artisti premiati Top Jazz. Top Jazz è un riconoscimento che viene conferito ogni anno a numerosi artisti in base ai loro progetti oppure particolari doti artistiche, e quindi è un riconoscimento che viene attribuito dalla rivista Musica Jazz, una rivista italiana molto importante del settore. Ecco appunto, i 3 concerti principali saranno il 22 maggio a Palazzo Giacomelli. Sì, noi come da tradizione il primo concerto al chiuso è quello che si terrà a Palazzo Giacomelli, e sono molto felice di ritornare anche quest'anno negli spazi di Palazzo Giacomelli. Scott Hamilton e Paro Biro in particolar modo presenteranno il nuovo CD che è proprio in uscita per metà maggio, quindi una sorta di anticipazione del lavoro che troveremo poi nei prossimi mesi nei negozi di dischi, ed è questo, come gli altri, un concerto in esclusiva, cioè noi avremo questi artisti a Treviso in esclusiva per il periodo del festival, quindi non li troveremo magari il giorno prima o il giorno dopo nelle vicinanze. Questa è una cosa su cui
ho sempre puntato e penso sia un valore in più, insomma. La seconda data è il 24 maggio e sarà la volta di Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini. Sì, presso la chiesa di San Gaetano, che fa parte del museo collezione Salce. Quindi l'anno scorso abbiamo proposto per la prima volta un concerto in questo spazio e lo riproponiamo anche quest'anno. Anche Mirabassi e Zanchini porteranno un progetto che non sarà proprio inciso su CD a maggio, ma andranno in studio poco dopo, e quindi sarà una novità anche questo per gli appassionati. E devo dire che il giorno dopo sia Zanchini che Mirabassi saranno nuovamente in città per un workshop di clarinetto e uno di fisarmonica. E infine il 25 maggio vedremo l'esibizione del Fabrizio Bosso Spiritual Trio. Fabrizio Bosso è uno degli artisti più importanti, anche quelli che si esiberanno prima, a dire il vero. Insomma, per quanto riguarda la tromba, Bosso è veramente un fuoriclasse e si esibirà al Teatro delle Voci. Quindi abbiamo scelto questo spazio che è molto bello, ha un'acustica molto buona e ci permette di uscire un pochino dal centro e quindi incominciare a coinvolgere anche i quartieri. Infatti il Teatro delle Voci è a San Liberale. Certo. E ricordiamo che per l'ingresso a questi 3 concerti i biglietti sono acquistabili da Mezzoforte CD. Mezzoforte CD, sì. Oppure direttamente contattandoci la serata del concerto. La serata del concerto, oppure contattandoci visitando il sito trevisosuonajazz.it, ci sono tutti i riferimenti e si possono prendere anche online. Perfetto. Il festival è in forte crescita, voi collaborate anche con 2 conservatori. Collaboriamo sin dalla prima edizione con il Conservatorio di Castelfranco, il Conservatorio Stefani, e il Conservatorio di Rovigo, che è il Conservatorio Venezia. Loro verranno con le rispettive big band in Loggia dei Cavalieri e ci saranno appunto le big band dei conservatori che si esibiranno, come anche questo da tradizione, in loggia nel corso dei pomeriggi di sabato 25 e domenica 26 maggio. Con 2 ospiti. La Big Band Venezia avrà Fabio Petretti al sax tenore, mentre la Big Band Stefani avrà un ospite molto importante che è Mauro Ottolini, che è veramente uno dei jazzisti, ma insomma, musicisti italiani più importanti. Ecco, e questi concerti saranno gratuiti e aperti? Saranno gratuiti saranno gratuiti, visto che stiamo parlando dell'aspetto appunto legato anche ai conservatori, quindi didattico. Mi piace ricordare anche la collaborazione con la scuola Manzato, l'associazione Manzato, sede dei nostri workshop, e durante l'anno noi facciamo spesso dei workshop e appunto li facciamo in collaborazione con l'associazione Manzato. Durante il festival ci saranno anche proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, mostre d'arte. Sì, perché l'idea è quella di fare una proposta che non comprenda solo i concerti, ma che possa abbracciare diverse forme d'arte, sempre comunque legate al jazz. Quindi avremo delle mostre fotografiche che sono allestite alla Piola, alla pizzeria Piola, e al Dump in Galleria Bailo, che riguardano sostanzialmente delle fotografie delle edizioni passate. Quindi, essendo alla 5ª edizione, abbiamo pensato di poter mostrare al pubblico foto d'archivio e materiale relativo agli artisti, che appunto verrà esposto in questi 2 locali. Poi avremo una mostra di pittura alla Libreria San Leonardo, in cui verranno presentate opere inedite del pittore Walter Marin. Avremo l'attesa mostra fumetti in collaborazione con Treviso Comic allo Spazio Solido di Via Inferiore, e avremo una serata sul cinema e jazz Accade ai Ricchi, in cui verrà proiettato un film muto degli anni 20 e uno dei
capolavori del cinema muto comico degli anni '20 con Harold Lloyd, e verrà sonorizzato dal vivo, quindi questo è il completamento della proposta. Una rassegna ricchissima di eventi. Prima di chiudere, io vorrei chiederti qual è stato il primo brano che ti ha portato a suonare il jazz? Il primo brano non te lo so dire, posso dirti che forse uno dei primi musicisti, Mingus, essendo anche lui contrabbassista, ecco, sono stato molto sorpreso dai lavori di Mingus, e quindi questo mi ha fatto un po' partire col jazz, con lo studio di questa musica. Venivo già da prima in altri partivo già da prima da altri generi, per cui non è stata proprio una partenza da zero, ecco. E che cos'è per te il jazz? Il jazz è un modo di pensare, un modo di vivere. Non è solo un genere musicale, ma è proprio una filosofia che deve abbracciare la tua vita, la tua quotidianità, diciamo, ecco. Grazie. Allora, ricapitolando, spettacoli con artisti top jazz, concerti nella Loggia dei Cavalieri con le big band dei conservatori Stefani e Venezia, proiezioni cinematografiche, mostre d'arte, workshop, cos'altro? Se ci siamo dimenticati qualcosa, invitiamo il pubblico a scoprirlo nel programma, che è quest'anno è veramente molto denso, e ripeto, mi fa piacere che proprio alla quinta edizione si sia riusciti a creare un programma così corposo. Io ringrazio Nicola Bortolanza. Grazie. Per essere stato qui con noi. Ciao Nicola. Vi ricordo che il Treviso Suona Jazz Festival comincerà il 17 maggio e si concluderà il 26 maggio. Per avere informazioni più dettagliate potete visitare il sito www.trevisosuonajazz.it. Grazie per averci seguito, restate sintonizzati sui 97.500 e sui nostri canali social. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.